33, pa 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 pa, pa 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 pa, 33, 33, pa 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 pa.
sì, con il sindaco di Tomiec, Francesco Brollo, che da poco è stato rinominato sindaco. Impressioni innanzitutto di queste giornate? Beh, come che io adesso, una giornata bellissima di feste. E la vengo inviata con una schiassata, no? A 6:15. Che insomma, perché hanno vivuto il terremoto ha sempre un aldi di canoplas. Però fortunatamente è tutto controllo, non sono robe fortes e qualcuno anche scherzato dicendo che gli alpini hanno battuto ma si fuori l'amore e quindi andare alla schiassare. A parte che abbiamo avuto momenti veramente importanti, si è stato a Buinora al Tempio Ossario, abbiamo fatto prima chi l'alza bandiera e dopo come poco tempo fa chi abbiamo fatto la cittadinanza onoraria all'Ana. Perché che la roba più importante, dopo la parola del Presidente Favero, gli alpini sono le persone del dare, ha detto, non del fare, cioè che cadan, cioè a fasi dan, quindi con una generosità che la Iodin ogni dì. Tu la Iodin veramente ogni dì e un che l'amministra una comunità a Serin Conce che vuol dire gli alpini, vuol dire che sono pronti a adoperare le mans, il curcan, non come quando succede alc, che è quasi scontato. Però non si che come amministratore è di band vei una place, vei gli edifici, che sono robe. La roba più difficile è mettere là in e gli alpini sono giù in una maniera eccezionale su questo. E difficoltà per organizzare il DOT? Allora, quindi che le difficoltà sono sempre perché è una roba complessa, questa qui è detta da Teams è probabilmente la roba più grande che è stata organizzata a Tomiec, no? Era prima il Giro d'Italia, ma il Giro d'Italia è una roba un tic più facile perché era un'organizzazione che era portata a smontare e rimontare ogni roba, ogni palco, tutta la logistica, ogni dì in un paese differente. A chi l'organizzazione è che è dalla sezione carnica dell'ANA, che è la titolare dell'organizzazione, e donne anche chi si va in cordata. Anche chi il presidente Favero dell'ANA nazionale ha detto che la sfilata degli alpini non è un qualcosa di folcloristico, ma è un saper dimostrare che gli alpini fanno in cordata. A chi? Ognuno la sta facendo il suo, non come comune, i tutti sti mettendo a disposizione, i nostri funzionari, i mieci, il suolo pubblico, c'è chi viene da. Gli alpini sa fare il loro, dopo vengono le forze dell'ordine, la protezione civile, i sanitari. È veramente, sì, per cui a noi che siete facili, la roba più difficile sarà in quell'ora, in che ore a Buinore da domenica, che sono già segnate 280 corriere che si ne fai conto, sono 14.000 persone, insomma, di corriere, e lì non si arriveranno in un'ora. Si implenerà come lo stadio Friuli di Bot, dove lo stadio Friuli è al parcheggio, non abbiamo preparato un piano logistico importante, anche lì studiato con l'ingegner Cacitti, dopo il vidimat dal prefetto, dalla questura, per fare in modo che queste in attiati tutti un puesto. Le corriere si chiameranno là in e alla via a Tomiec, a Damar e a Ville, e torneranno dopo la sera a squadre, a 5 da Urdice che sono gli accordi con tutti. Quindi insomma tutto le sta studiato, non si fa mancare nulla, come i vari anche la fanfara della Iulia, quindi grande festa. Grazie e buon proseguimento allora. Grazie a voi che nos date una mano a questi territori per farlo io a Tor. Grazie. Ok, grazie. So fare il mio dovere.
dall'Abruzzo. E come sta andando? Benissimo, grande manifestazione, perfetta l'organizzazione. E cosa si porterà a casa da questa terra di Carnia? Un bel ricordo, anche se noi qui siamo di casa, noi abruzzesi, qui a Tarvisio, e siamo stati qui per tanti anni, quindi è la seconda nostra patria. Posso chiedervi da dove venite? Trento? Trento. Come sta andando la manifestazione? Prego. Cosa ne pensi della manifestazione? È bellissimo, siamo appena arrivati. E cosa vi porterete a casa da questa terra di Carnia? Beh, il ricordo di altri anni quando siamo venuti qua a lavorare, almeno io. E lei? Nel 76. Ero piccolo, ma tante belle cose mi porto via. Grazie. Poi Buona la giornata. Familiarità con la gente, ci sì. assomigliamo molto. Ah. Siamo cuginetti, perciò dai. Bene. Grazie. Buon pomeriggio, grazie. Altrettanto. Questa bandiera da dove viene? Da Udine, Cardamano, sì. Ah, ok. Come sta andando la manifestazione? Come la vedete? Ah, bene, no? Da dove venite? Da Palmanova. Quindi giocate quasi in casa. E cosa vi sembra questa manifestazione? Bellissimo. Bello, 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 bello. Ci piacciono gli alpini. Scusate, possiamo chiedervi da dove venite? San Daniele, non troppo lontano. Sì, quasi. E c'è un samè di queste giornate? Ma, biele, chiaro. Tu ci bevi, è alto. Noi è Possiamo disturbare? Possiamo chiedere da dove venite? Trento, provincia di Trento. E come mai siete qua? Eravate a fare il servizio militare qua da noi? No, ho fatto militare a Monguelfo, in Valpusteria. Monguelfo. E cosa vi sembra di questa giornata? È una giornata bellissima, bel tempo e tanti alpini e tanti vecchi alpini in compagnia. E che cosa vi porterete da questa terra di Carnia a casa? Tanti bei ricordi. Grazie, buona giornata. Adi. Allora, prima di tutto, come va la giornata, come sta l'anno? benissimo. No, sta bene, due cose programmate, stiamo facendo, webinare vi fatto subito la bandiera a SNUF qui, sul palpicciul a SNUF in contemporanea era una rappresentanza neste che hanno fatto la bandiera su, hanno deponuto una corone caduti sia italiani che austriacos e dopo hanno fatto la lettura della preghiera dell'Alpino. Quindi diciamo che a SNUF minore in contemporanea vi viene giunto ufficialmente il raduno. Dopo in place, una volta fatta la bandiera, vi fate la sfilata per Tumiec e vi fate la deposizione delle corone caduti giù al monumento dell'Alpino. Dopo si inaugurata la mostre fotografiche e di materiali da guerra. A Misdi su a Timau hanno fatto onori ai caduti a Timau. A Strei, come in programma, vi fatto la cittadinanza onoraria all'Albero Nazionale e come viene la fanfare della Brigata Iulia che fa il suo concerto. A Sis viene la messe con il Vescul qui in Domo e dopo a Svot viene la parte al Teatro Candoni e viene i coros. E per tutti i miei comunque sono i coros che vanno a cantare in qualche place, in qualche via. Sì, insomma è una giornata vonde plena. Sì, manco male. E sotto l'aspetto organizzativo, quali sono state le difficoltà? No, al momento è tutto andato bene, nel senso che noi aspettavamo di avere magari più macchine a binore e invece il traffico a binore era stato a vonde regolare e invece come stiamo dicendo che è aumentata di misure. Magari anche i lavori in autostrada che sono in corso tra Palmignove e Portoguaro hanno creato magari un po' di coda e quindi tutte le che si dicono come voi binore non era. Oh, allora buona continuazione. Grazie.
Allora, siamo con Ennio Blanzan, che è il presidente della sezione carnica, no? Impressioni di queste giornate? Impressioni, è dura. Comunque abbiamo lavorato parecchio, però come stiamo tirando alla soddisfazione. Noi abbiamo avuto una bella manifestazione con l'altra bandiera, sin la giù da fare la deposizione da corona all'Alpino, che è il simbolo di tutti gli alpini da Chiarni morti. Dopodiché sin la Tamau a rendere onore ai 1740 voti caduti dal palpizio più grande Freikofel. Come abbiamo avuto il conferimento di cittadinanza onoraria dal comune di Tomiec all'ANA, mo che abbiamo un bel concerto a fanfara da Brigata Giulia, dopodiché la ringa messa e dopo la giornata finalmente si spera che sia finita, no? Però ci sarà anche domani una buona giornata, no? Domani anche mo più, perché si credeva che non fossero tanti alpini, ma da ora che mi dicono saranno oltre 25-30.000 alpini a sfilare. Di conseguenza attaccheremo a 10 e finisceremo a 12. Quindi ai lunghi anche domani. Speriamo che non siate il teatro voi, perché se no qualcuno svegnerà senza altri. Difficoltà in tal organizzare giornate del genere? No, a dire la verità, all'inizio ero un po' titubante perché avevo un consiglio che sì, mi ha dato una grande mano, però non ero all'altezza di poter portare avanti. Dopodiché un amico ha chiamato il generale Scarsini, che ha fatto servizio con suo commissario, e ha domandato se mi dava una mano. Ha detto sì, e l'ha chiamato in mano tutta lui l'organizzazione, e che ti dico la verità, all'estate che mi ha dato la soddisfazione che come sto portando in avanti. Grazie allora e buon proseguimento. Grazie a voi, speriamo di ora sia un'altra occasione ma non così difficoltosa. Grazie.
incontrato anche il neoeletto sindaco di Davar. Impressioni di queste giornate? Boh, Achille è bellissimo. Io non ho fatto il militare come alpin, però a me piace tantissimo Viodi che sta in, che tutta questa partecipazione da parte di tutti che è bellissima. E a fare in fiesta e a San fa fiesta, che mi piace, mi dico, che è bello. Infatti è una maniera anche di orientare un po' vestiti da fiesta, può dirlo, no? E di fatto io sto in che vengono anche volontieri qui. E io sono convinto che a sette PBL viodi la Inta qui, che viodi la Torum Milan, in là che nessuno probabilmente capisce questa roba, perché a Milan, da ciò che mi hanno detto, che tu lavas via, subito d'ogni, non tu sapevi più ciò che succedeva di là. E che invece a tuo miesto tu viosca San fa fiesta, insomma, ecco tutto lì. Grazie. Ci vediamo, ciao. Mandi. Possiamo chiedere da dove venite? Vediamo che c'è scritto veronesi tutti matti. Da Verona. Da Verona, direttamente? Certo. Sì. E impressioni di questa giornata? Siamo appena arrivati, quindi dobbiamo un attimo vedere. Certo. Impressioni di questa giornata, appena arrivato? Appena arrivato, sono già stanco, però adesso guardano. Allora la giornata, ottima giornata, sole, ambiente caldo, tutto accogliente, tutto ok. Bene, grazie. Buona giornata. Anche a voi. A livello organizzativo, facciamo cavare la giornata.
Vabbè, per noi è la De Ben. Per noi è la De Ben. Quindi avete già fatto il vostro turno? Sì, abbiamo finito, abbiamo fatto tutto il servizio lì in municipio, che era tutte le riunioni dei presidenti e via di seguito. E dopo abbiamo stato un po' di servizi su incrocio e come non siamo andati un po' di sta chiesa. E di dove venite, Vati? Bagnari Arsa, comune di Bagnari Arsa. D'ogni Palme, Palmanova. Sì, quindi in Diginchi Giovanni di botte in chiesa, no? Sì, qualche altro sì, dai, sì. Buono, grazie e buon proseguimento. Allora. Ciao Mandi. Prenderemo arricchimento. Viva il corpo degli altri. Ora tocca a voi. E viva il reggimento. E viva il corpo degli altri. Il reggimento. E viva il corpo degli altri.
informazione, da dove venite? Da Conegliano, precisamente da San Vendemiano, siamo il coro I Borghi di San Vendemiano. E che cosa vi è parsa questa manifestazione? Una bellissima manifestazione, noi se possiamo, non come coro, ma quelli che possono al coro, veniamo quasi tutti gli anni ai raduni degli alpini, siamo stati a Milano anche al raduno nazionale, adesso siamo qui diciamo Tolmezzo, il prossimo anno mi sembra che sia a Asiago, quindi speriamo di esserci anche lì. E cosa porterete a casa dalla Carnia? Il calore delle persone che ci ascolta, ci mettiamo a cantare e arrivano 2-3, poi in 2 minuti di canto si riempie la folla, tutti che ci applaudono, questo per noi ci dà la forza, la voglia di cantare, di essere tra la gente in pratica. Il coro è amicizia, è stare insieme, far vedere un sorriso della gente, questa è la nostra forza e la nostra voglia di cantare. Insomma. Bene, grazie e buon proseguimento. Grazie a lei.
piave univa l'ira e lo sgomento. Quanta gente hai vista venire giù, lasciare il tetto per l'onta consumata a Caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gredire tutti i suoi ponti. Le amate sponde, sommesse di curia dell'onde, era un pregaggio dolce lusinghiero, il piave mormorò, ritorna lo straniero, ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, voleva strumare tutte le sue rame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi di pugnale come allora. No, dicevano, no, dissero i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Dimostrar le sponde, e come infatti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il piave mormorò, indietro va straniero, indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse l'ali al vento. Sacro fatto antico già le schiere furono visti, risorgero Berdan, Sauro e Battisti. E presenti italico valore, le forche d'armi dell'impiccatore, sicure d'armi libere le sponde, e d'acqua e piave si placcarono le onde. Sul braccio solo vinti troppi imperi, la pace non trovò né oppressi né stranieri. È finito il piano. Posso chiedervi da dove venite? Vicenza. Vicenza. Sì. E che cosa vi sembra questa manifestazione? Beh, accogliente sicuramente. È la prima volta che venite qui? Beh, qua sì. Ah. Qua sì. Io sì. Loro non so, loro. La prima. E cosa porterete a casa da questa terra di Carnia? Ma da terra di Carnia. Wow. Simpatia, calore e accoglienza. Gran bella accoglienza. Bravi, come organizzazione, come tutto, bravissimi. Bravissimi proprio. Bene, grazie. Viva la Carnia, viva il Friuli, viva gli Alpini. E viva Giulia. La gloriosa Giulia, la gloriosa Giulia. Bene, grazie. Arrivederci. Ciao. Posso chiedervi da dove venite? Trento. Trento, è la prima volta che venite qui? Sì. Sì. Impressioni di questa giornata? Fantastica, organizzata molto bene. E cosa vi porterete a casa dalla Carnia, da questa terra? Beh, sicuramente il solito spirito di fratellanza che c'è nel nostro corpo, sicuro. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao. Con dei volontari che sono stati impegnati in questi giorni, sono stati giorni impegnativi. Noi siamo qua da questa mattina però, quindi quello che è successo ieri non vi so dire. La giornata di oggi è andata bene, poca cosa. Questo è un posto medico avanzato, serve da filtro per l'attività del vostro ospedale per non accentrare tutti al pronto soccorso. Questo è l'obiettivo. E invece guardando l'aspetto un po' diciamo folcloristico. Ah, bello, cioè una donata degli alpini è sempre qualcosa di fantastico. È un'occasione per rivedere anche antichi amici, infatti ne ho visti 3 o 4 che non vedevo da 30 anni, perché è anche di più forse. Ma è la prima volta che viene a Tolmezzo? No, anche c'è il parroco di Tolmezzo che ci ha sposato 27 anni fa, quindi Tolmezzo la conosco bene, sì. Bene. Poi siamo stati anche, voi avete un governatore del Friuli Venezia Giulia in casa che ha un ristorante, quindi Tolmezzo la conosciamo, grazie. Bene. Grazie. Complimenti a voi, bravi. Grazie, arrivederci. Elisa, da dove vieni? Anche tu da Trento? No, Marostica. Addirittura.
Sì? E come mai in questa manifestazione, visto che in genere si trovano solo maschi? Beh, ho fatto la naia a Belluno. Ah, ok. Ed è la prima volta che vieni qui a Tolmezzo? No, è patria degli alpini, quindi ogni tanto si viene a Tolmezzo. Quindi la conosci bene, insomma? Sì, soprattutto Rivoli Bianchi di Tolmezzo. Bene. Sì. E impressioni di questa giornata? Beh, è stata una giornata meravigliosa. Noi del gruppo giovane abbiamo fatto la marcia dei 30 km da Timau fino qua a Tolmezzo, che ci ha impegnato tutta la giornata, e abbiamo mangiato in una sede del gruppo Alpini. E come si chiama la sede del gruppo Alpini? Dove abbiamo mangiato a pranzo? Paluzza, esatto. E quindi è stata una giornata molto impegnativa, però emozionante, veramente ci è piaciuta un sacco. Cosa ti porterai a casa della Carnia in particolare? Beh, un po' come in tutte le adunate, la nostra famiglia. Bene, grazie e buona serata. Allora, come siamo con la manifestazione? Arrivati a questa serata che siamo ormai, insomma,
siamo ormai alla fine, no? Se fai un po' una sintesi di un bilancio. No, è andata molto bene, c'è stata una grande partecipazione, un grande coordinamento tra tutte le parti in causa per l'organizzazione e tanti momenti sia ludici che divertenti di festa, sia anche culturali, intensi, importanti, come oggi pomeriggio il conferimento della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpina, che è stato un momento molto alto e molto anche emozionante e toccante, e adesso la festa sta prendendo vita in questa notte verde, c'è tanta gente di qua ma soprattutto c'è tanta gente da fuori, quindi una manifestazione che muove proprio il territorio e crea occasioni importanti anche per il nostro commercio, per la nostra città e per tutte le varie realtà associative, commerciali, pubbliche e private di Tolmezzo. Difficoltà nell'organizzazione di questa manifestazione? Se ci sono state, sicuramente. Allora, diciamo non propriamente delle difficoltà, degli scogli insormontabili, ma comunque un percorso durato molti mesi, lungo, un lavorone impegnativo, ma c'è stata una grandissima sinergia. Diciamo che il piano sicurezza è stata la parte più complessa, più importante, perché comunque adesso le norme sono parecchio stringenti, ma per eventi come questi così grandi è anche giusto che ci siano queste norme, perché insomma è importante garantire la sicurezza dell'evento e quindi mettere tutto a punto in modo da garantire una festa sicura per tutti i cittadini. Quella è stata la parte più importante e significativa, ma diciamo che tutto ha funzionato al meglio ed è andato via liscia decisamente. E secondo te che cosa porteranno a casa dalla Carnia queste persone che vengono da fuori? Beh, un grandissimo affetto, anche perché gli alpini sono insomma parte fondante del nostro territorio, sono stati importanti in varie occasioni, abbiamo visto anche tante persone che tornano e sono felici di tornare nel posto in cui hanno fatto il militare tanti anni fa, e quindi probabilmente un clima di festa e di vicinanza, di forte vicinanza, e una Carnia intera che li ha proprio accolti con entusiasmo e gioia, perché noi abbiamo già provato col Giro d'Italia un'organizzazione di un evento così grande e già lì c'era stato un clima significativo, ma in questo caso c'è stato un affetto ancora maggiore e si è visto proprio anche dalle singole case, dei singoli proprio cittadini semplici. Proprio io devo dire anche non solo di Tolmezzo, perché è proprio tutta la Carnia. Assolutamente non solo di Tolmezzo, cioè Tolmezzo è proprio il fulcro dove si vede l'esplosione della festa, ma è proprio tutta la Carnia che si è movimentata e mossa e ha fatto massa comune per garantire veramente un raduno significativo e importante. Bene, grazie e buona serata. Grazie altrettanto.
spettacolare ingresso dei compagni delle comunità della Carnia. Il sindaco di Tolmezzo non può che essere orgoglioso e pieno di tenerezza nell'accompagnare il compagno della propria città e tenere un cappello alpino in mano, che significa lo storico legame, ed insieme a loro i simboli della nostra montagna, tra di loro il simbolo della reggenza dell'Altopiano dei 7 comuni, quello della città di Udine, di Gonfaloni, di questi nostri paesi, di quella 100 città, di quella 100 Italia, formata da tanti pezzetti, ognuno con la propria identità, ognuno con le proprie tradizioni, con la propria storia e con il proprio orgoglio. I labari delle associazioni nelle quali maggiormente ci riconosciamo, quello delle famiglie dei caduti e dei dispersi in Russia, le bandiere dell'associazione dei soldati della montagna. Banda Alpina di Ozzano, sempre con noi, formata da tanti ragazzi che hanno militato nella storica fanfara della Brigata Alpina Giulia. È un orgoglio e un onore vedervi aprire la sfilata. Compatti numerosi, Banda di Ozzano. Il blocco degli ufficiali e sottufficiali in servizio, onore al merito, al di là dei nastrini che rappresentano le attività, che rappresentano il lavoro quotidiano, l'orgoglio, la stoffa, il caranto e il carattere che precede quello nostro, quello dei nostri 100 anni di storia. Entra il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 216 medaglie d'oro. Il Consiglio Nazionale e i nostri veci, buongiorno, bentrovati, benvenuti. Siamo felici che siate con noi dall'alto dei vostri oltre 90 anni. Siamo felici che ci rappresentiate ancora con l'orgoglio di portare il cappello come l'avete portato quando avevate 20 anni e come l'avete conservato nel cuore durante le vostre giornate di lavoro, durante i vostri momenti di allegria, durante la vita di tutti i giorni. I nostri ragazzi orgogliosi di portare quella maglietta che è diventata il simbolo del rinnovamento della nostra associazione. Certo l'impegno continua, loro prima, ma poi dal 1919 noi, nelle nostre sfaccettature, nelle nostre firme, nei nostri colori, nelle nostre camicie, nelle nostre magliette, nelle nostre maglie, i nostri luoghi. La città delle pensioni che non hanno visto mancare all'instaurazione di questo appuntamento. I ragazzi della Romania, i ragazzi della Germania, sezione Germania con i simboli dei gruppi, la sezione di Princeton dall'Australia, la sezione di Sydney, quella di Perth, migliaia e migliaia di chilometri
per venire a testimoniare come la radice dell'appartenenza non si possa recidere mai. Gli amici dell'Abruzzo, Forte Gentile, Parma, Varese, Modena, Asti, Pinerolo, Brescia, Salò, Monza, Torino, La Veia e poi la bolognese romagnola, la sezione di Ivrea, quella di Roma e di Milano. Grazie ragazzi per la donata. Piacenza, Savona, Genova, Cuneo, Alessandria, Reggio Emilia, la Val Susa, la Prusa, lo stendardo dei ragazzi della scuola militare alpina di Aosta, le fiamme dei nostri gruppi, orgogliosi di portare quella maglietta che è diventata il simbolo del rinnovamento della nostra associazione. Certo l'impegno continua, loro prima, ma poi dal 1919 noi, nelle nostre sfaccettature, nelle nostre firme, nei nostri colori, nelle nostre camicie, nelle nostre magliette, nelle nostre maglie, i nostri luoghi. La giornata delle sessioni che non hanno voluto mancare a questa occasione, a questo appuntamento. I ragazzi della Romania, i ragazzi della Germania, sezione Germania con un'organizzazione e una struttura di protezione civile, diciamo tra virgolette, autonoma, costruita secondo il modello di servizio dell'Associazione Nazionale. Chiamata, è pronta e disponibile per offrire il proprio servizio alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni regionali e allo Stato. Ma quanti altri esempi di questo genere, quante altre circostanze di disponibilità. Il Friuli ne è stato un esempio, ma a seguire poi dobbiamo ricordare tutti gli eventi tragici e calamitosi che hanno colpito l'Italia. Nazionale, quel vecchio che scriveva a sua madre nella prima lettera dopo essere uscito dalla sacca di Nikolaevka: madre, ho tanto combattuto, ho tanto camminato, adesso torno a casa. Era il 12 marzo del 1943, il giorno del suo compleanno, e la sorte gli portava in dono una tradotta, quella che lo avrebbe riportato a casa dopo 2 anni di guerra sul fronte russo. Una leggenda, una storia davvero che ha dello straordinario fuori dall'ordinario. Suonano le nostre fanfare, scacciano le lacrime e l'emozione, ma il ricordo e il pensiero per questi nostri medici resta. Il ricordo e il pensiero resta. 100 anni di solidarietà e di impegno, e certo, e siamo venuti per rispolverare i nostri cappelli, per togliere magari un po' di ruggine da queste parole e dai nostri cappelli.
avvenuti a Trento, patria della cooperazione, luogo dove la solidarietà di mano si esprime nei piccoli grandi gesti della quotidianità, luogo dove il cooperativismo ha delle basi solidissime.